Ed eccoci giunti alla finale di Tra Sogno e Realtà. Dei 7.000 giovani concorrenti che si sono esibiti durante le selezioni in tutta Italia, solo 18 hanno superato tutte le fasi aggiudicandosi il diritto di contendersi il podio di questo appassionante talent show. Per i nostri giudici Silvia Salemi, Simona Borioni e José Perez è arrivato il momento di prendere le decisioni più importanti, decretando il vincitore di questa edizione. Emanuela Fogliero! Buonasera! Buonasera a tutti e benvenuti qui a Tra Sogno e Realtà. Questa sera scopriremo chi sarà il vincitore di Tra Sogno e Realtà dopo un anno intenso fatto di 7.000 selezioni di talenti in tutta Italia tra cantanti, ballerini, attori e grande ospite che sarà il quarto giudice. Vediamo chi è. Ten years ago, on this day marching, I promised I would never ever be returned. When my baby broke my heart and left me yearning. As we walked to the room, there were faces staring, glaring, tearing through me. Bill Godson! Buonasera Bill! Adesso vi ricordo i nomi dei 9 concorrenti che vedremo in finale. Gabriele Ghelardi, Alice Moretto, Sofia Minauda, Giulia Zedda, Giusy Battaglia, Gianmarco Rubino, Giorgia Foglini, Boom Baby e BRB Crew. Dalla scorsa puntata 54 semifinalisti, da questi 54 sono diventati 18, quindi la vostra scelta l'avete fatta? Sì. Perché io l'ho qui davanti a me. Quindi andiamo a conoscere chi sono gli altri 9 finalisti che si sfideranno con gli altri 9 che vi ho appena presentato. Eccoli qui. Nicole Taiana, Giusy Ruggeri, di Perfecta Combinación, Lidia Cuppone, Oxygen Calta Club, Sweet Crazy, Luca Ronci, Gaia Lipani e Giada Maria Giordano. 18 concorrenti sono qui pronti per esibirsi, 2 alla volta, in 9 scontri diretti, quindi ad ogni scontro diretto i giudici eleggeranno il vincitore che passa alla fase successiva della finale. Il primo scontro diretto è tra Giusy Battaglia e Sofia Minauda. Che la gara abbia inizio, in bocca al lupo! Mama told me not to waste my life. She said, spread your wings, my little butterfly. Don't let what they say keep you up at night. And if I give you shh, then take you what come by. Your words don't mean a thing. I'm not listening. I keep talking, all I know is Mama told me not to waste my life. She said, spread your wings, my little butterfly. Oggi ragazzi vi racconterò di me e la storia di Mr. V. Beh, che dire, io ero una povera contadina e Mr. V un uomo d'affari e lui si innamorò di me chissà come e allora mi portò a bere vino rosso e tutti si chiedero ma come facesti? Io dissi beh ragazzi, feci così, non l'avrei detto mai di avere un sex appeal per attirare me, proprio quel Mr. V. Questa volta niente guai, è roba da matti, non ci crede.
Grazie. Giusy Battaglia e Sofia Minauda hanno fatto la loro esibizione. Giudici, dovete decidere. Beh, io ho fatto la mia scelta, comunque in base a quello che ho visto, sono bravissime, loro due, comunque una che ha fatto il musical, ha saputo parlare, ha saputo cantare, la sua espressione era fantastica, mi è arrivato molto. Lei ha cantato benissimo, perché comunque mi è sembrato che il capotto sia tolto perché comunque la vibrazione era troppo forte. Però ho deciso che per me chi può continuare questa fase è Sofia Minaudo. Anche io in questa esibizione ho preferito Sofia Minaudo. L'ho trovata più completa, mi è arrivata di più. 2 voti, 2 votazioni unanime per Sofia. Silvia? Siamo a Trasogno e realtà. Più crescono e più certamente si mantiene il sogno, ma cercando di farlo diventare una realtà. Per me è la realtà del futuro, Giusy Battaglia. E adesso tocca a te, spetta a te. È tosta. È tosta, sì. Allora, io sono d'accordo, però io voglio spiegare perché. Sofia, complimenti. Dal momento che tu hai deciso di fare musical, di cantare, ballare, recitare insieme, ovviamente del qualità di ogni cosa deve essere uguale, di alta qualità. Invece Giusy, solo cantando, diciamo, era più semplice. Però io ho trovato Giusy più forte stasera di Sofia. La prima concorrente a passare il primo scontro diretto è Giusy Battaglia. Che si contendono il podio di Tra sogno e realtà. Adesso vedremo la vostra esibizione, che è la prima esibizione che avete fatto. I nostri giudici, anche se vi conoscono bene, però devono sentire proprio per l'ultima volta ancora di più l'emozione che voi trasmetterete. And I am telling you, you're the best man I ever known. There's no way I can ever go. No, no, there's no way I'm living without you. I'm not living without you. Io non mi abbronzo facilmente e neanche difficilmente. Ho i capelli rossicci e la pelle delicatissima. A mare non prendo una bella tintarella, no, bensì un brutto colpo di sole. E poi io sono di Brooklyn e i brooklynesi hanno solo Coney Island che come spiaggia fa schifo. Correva voce che durante la guerra i sottomarini nemici, gli U-boat tedeschi, non so se ricordate, venivano lì e l'inquinamento lì corrodeva. L'ultimo finalista, adesso lo guardiamo, lo ascoltiamo, è Gabriele Gherardi.
Chi non vince continua a sognare e il sogno, questa sera, tra sogno e realtà, 2016, si realizza per Gabriele Ghelardi, sax!